impegno sul mio onore di essere fedele alla mafia come la mafia è fedele a me. Come questa immagine santa e poche gocce del mio sangue stanno ora bruciando, così io darò tutto il mio sangue alla mafia, finché sangue e cenere non torneranno al loro stato naturale. Da questo momento voi fate parte della nostra associazione. Domanda numero 1. Reciproco aiuto in caso di qualsiasi necessità. Proseguite. Obbedienza assoluta al capo. Un'offesa arrecata a uno degli aderenti deve essere considerata un'offesa arrecata a tutti e vendicata ad ogni costo. Per ottenere giustizia non rivolgersi all'autorità dello Stato. Silenzio assoluto sul nome dei membri e sui segreti dell'associazione. Queste sono le regole basilari su cui si regge la nostra fratellanza. Non lo dimenticate. Yes!
Antonio. Rosario, bentornato a Palermo. Sono felice di rivederti. Sta bene, davvero? Vieni, ti accompagno con la macchina. Fermati. Che a fare? Fai finta di niente. Salutiamo, Rosario. Ci mandano gli amici per darti il benvenuto. Volevamo sapere se ti serve qualche cosa. Allora. Non mi serve niente. Aspetta. Faresti meglio a non rifiutare l'aiuto degli amici. Quando mi servirà qualche cosa, farò da me. E questa è la tua risposta? Sì. Hai visto? Continua a comandarli anche stando dentro. Ma di che parli? Come, non lo sai? Davizzoni. Guarda. Il giorno che dovevi uscire ti volevano levare di mezzo. Già, ma al Pecciotto proprio la prima volta male ci andò. E le guardie non si accorsero. Diciamo che niente videro. Certo che dopo tutto quello che è successo, è un miracolo se sei ancora vivo. Chi va contro le loro regole. Antonio, io a certe regole non ci sto. Rosario, hai visto? In 8 anni Palermo è tutta cambiata. Grandi palazzi, fabbriche, centinaia di negozi di lusso. Immobiliare lo presti. Anche lui ha fatto carriera. I ricchi diventano sempre più ricchi alle spalle dei poveretti. Come mai sei venuto ad aspettarmi? Tua sorella mi ha mandato. Rosario, Assolutamente. finalmente. Fatti vedere. 8 anni sono lunghi, ma non sei cambiata affatto. No, Assunta. Sono cambiato. Accomodati, Antonio. Grazie. Ora che sei tornato, le cose andranno meglio. Come te la sei cavata da sola? Male, Rosario, male. Sta andando tutto in malora. E dalla morte di tua moglie sempre peggio. Una brutta disgrazia fu. Lo sa bene, Antonio, cosa fece per salvarti l'autorimessa. Che cosa poteva fare? I camion lavoravano un giorno su 4. E lei era sola, poveretta. Tutti i giorni non faceva altro che pregare Vizzoni perché l'azienda potesse lavorare. E soprattutto perché non ti lasciassero morire laggiù. E lui? Lui prometteva sempre, eppure gli altri. Ma non facevano niente. E tu non l'aiutasti? Ho fatto quello che potevo, ma nessuno mi sentiva. E com'è la situazione ora? Tua moglie fu costretta a firmare qualche cambiale, che poi andò in protesta. Tutto se porteranno via, Rosario. Pure la casa. Te devi sbrigare se vuoi ancora salvare qualche cosa. Quanto mi puoi dare? Non molto. Ti posso dare solo quello che ci lasciò nostra madre. Se tu fossi trovato in possesso di un'arma, o commettessi un atto di violenza, o non avessi un alibi perfetto, finiresti in galera un'altra volta. Spero che tu ci tenga alla tua libertà adesso. Tutti ci teniamo. A New York non la pensavi così? Chi sbaglia paga. Già. No. Ma almeno lo sai che ti hanno fatto pagare per tutti. Non capisco. Sì, che capisci. Ma prove non ne ho. Dove volete arrivare? Lo sai. Ma disgraziatamente il gioco l'abbiamo scoperto troppo tardi. Tu e Pasquale siete stati presi e condannati per un po' di droga, mentre il vero contrabbando si svolgeva a vostra insaputa. Leggi. Non ne sapevi niente, eh?
Volete riaprire l'inchiesta? Potrei, se tu lo volessi. Adesso hai una carta molto importante da giocare. Guarda qui. Tu i fatti li conosci. Parla al processo e questi prendono tutti l'ergastolo. Non so di che state parlando. Già. Dimenticavo che la gente della tua razza non parla. Ammazza. Ho saputo che all'aeroporto hai offeso il braccio destro di Vizzoni. Che intendi fare? Posso andarmene? Ah sì, sì, vattene. Però ricordati, se sei vivo lo devi a questo processo ancora in piedi. Pensaci. E sono sicuro di interpretare il pensiero di tutta la cittadinanza, rivolgendo un vivo ringraziamento al commendator Orlando Lopresti per aver reso possibile la realizzazione di questa infrastruttura indispensabile nella vita di una città come la nostra. Le siamo grati, commendatore. Grazie, grazie. Grazie. Prego. Onorevole, scusi. Prego. E se non le dispiace, vorrei presentarle mio figlio Carlo. È Piacere. studente in ingegneria. Molto lieto. La Sicilia ha bisogno di tecnici. E a che anno è? Al secondo. Molto bene. E non essere timido, Carlo. Ricordati che loro hanno sempre bisogno dei nostri voti. Ecco, giovanotto, una grande verità da non trascurare. Se permette vorrei ricordare prego. questo incontro, eh? Fotografo. Scusate. Rosario Inzolì. Questa sì che è una bella sorpresa, eh? Salutiamo il commendatore Lopresti. E così, Rosario, sei tornato fra noi. Come te va? Beh, sapete, la fortuna non mi corre dietro. Sono tempi brutti. Campare già sai. Mettici una pietra sopra e pensa a riprendere il tuo lavoro, eh? Già, ma i miei camion stanno fermi da troppi anni oramai e sono pure ipotecati. Forse qualcosa posso fare. Ma tu, Rosario, non rimetterti nei guai. Cerca di capire, io in certi intrighi non ci voglio entrare. State tranquilli, da parte mia nessun disturbo. Questo è parlare. Comunque, per l'ipoteca, diciamo che ti darò un anticipo sulle commissioni future. D'accordo? Io vi ringrazio assai, commendatore. Papà, scusate, è arrivato pure il sindaco, devi fare un brindisi, ti stanno aspettando. Sì, va avanti, ti raggiungo tu. Buongiorno. Buongiorno. Rosario, mi ha fatto piacere rivederti, adesso devo andare, ma vorrei tranquillizzarti. Non dimentico l'amicizia che avevo con tuo padre. Per ogni cosa c'è rimedio. Signori, per favore, un poco d'attenzione. A inizio l'asta. Avvicinatevi, per favore. Dunque, 3 camion e rimorchio perfettamente efficienti. Prezzo base 3 milioni. 3 milioni e 200.000. 3 milioni e 500.000. 3 milioni e 700.000. 3 milioni e 700.000. Nessuno offre di più? 3 milioni e 700.000 e 1. 3 milioni e 700.000 e 2. 3 milioni e 3 milioni e 750.000. Salutiamo, Rosario. E allora? 3 milioni e 750.000 e 1, e 2 e 3. Aggiudicato. Questo è l'anticipo. I camion sono vostri, certo. Bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Facile, dillo ora. Quando si può fare un favore a qualcuno, qua siamo. Ma vi voglio dare un consiglio. Accettate il saluto degli amici. Ora io voglio darti un consiglio.
Stai lontano da me e da tutto quello che mi appartiene, capito? E questo avvertimento vale anche per tutti gli amici. Amore. Benvenuto, Don Rosario. Vi stavo aspettando. Non ho più bisogno di voi. Ve ne potete anche andare. Ma della mia amministrazione vi posso rendere conto quando volete. Basta, Salvatore. Bella amministrazione, la vostra. Fuori. Ma mi dovete ascoltare. Sì, sì. Ma voi spiegategli come Don Vezzoni vi faceva ballare come un pupo. Fuori. Bisognerà ricominciare da capo. Sai che te dico? Non sarà facile far lavorare questi camion. Lavoreranno. Vedrai. Buongiorno. Buongiorno. Tu sei Rosario? Sì, e tu sei Rossana. Ti posso offrire un caffè? Grazie, volentieri. Era già pronto. Avevo finito di mangiare giusto ora. Non puoi immaginare quanto mi è dispiaciuto quello che è successo a Pasquale. Insieme a lui dovevo tornare. E invece lui è rimasto a Baltimora. Già, ma la stessa fine dovevo fare io. In carcere Pasquale mi parlava spesso di te. E a me, quando mi scriveva, mi parlava sempre di te. Parlava come se fossi suo fratello. Senza sapere che... Che? Che mi incuriosiva. Ne vuoi ancora caffè? No, grazie. Lo so quello che pensi. Trovi scandaloso che non piango e che non ti domando niente di lui. È così? Forse. La verità è che non si può volere bene a un uomo per 8 anni senza vederlo mai. Non lo so quando è successo, ma a un certo momento mi sono accorta improvvisamente che non l'aspettavo più. E allora succede che se un brutto giorno ti vengono a dire che non ritornerà, sì, certo ne provi una gran pena. Ma poi senti con orrore che c'è anche come un senso di liberazione e di sollievo. Sì, capisco. Però smettila di torturarti. Vedi, tu sei diverso da lui. Sai farti rispettare. Già. Farsi rispettare. E a che cosa mi è servito? A 8 anni di galera. La galera, Rosario, non è solo per quelli che ci stanno dentro. Oggi voi non caricate. Ma che sono ste rescorsi? Abbiamo il permesso del commendatore e questo è qui. Ama a caricare e caricare. Di sto carico di Vincenzo. E queste sono le fatture. Non ne fotto di ste fattori. Non lei tu. Avanti, Picciotti, facciamo presto. Perché state fermi? Avanti, caricate. Domandatela a Vincenzo. Uomini di merda siete. Ora vi faccio vedere io chi carica. Amonin!
Che cosa succede qui? È stato per quel carico di piede. Volevano caricare, ma oggi la commissione è nostra. Commendatore, io le fatture gliele feci vedere. Io non posso favorire sempre voi. E di me non potete lamentarvi. Oggi il carico è stato affidato al Rosario Insolè. In fondo c'è lavoro per tutti. E ora andatevene. Dì a Rosario che la parola dello Presta è una sola. Ma mi raccomando, io non voglio difficoltà, né per me né per voi altri. Non vi preoccupate, commendatore, la cosa non si ripeterà più. Asperges mei soco e mundavo, lavavis mei super niven de albavo. Averte facentuam affectatis meis, donnes culpas meas vel. Or mundum crea in me Deus, est visum rectum innova in visceribus meis. Requiem aeternam donae Domine, et lux perpetua lucea Teis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Siete un bravo cristiano. Venite, vi devo dire due parole. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutare in tuum da nobis, per Christum Dominum nostro. Allora che c'è? Che volete? Niente, non voglio niente. Siccome mi è parso che voi siete un bravo cristiano e questo è un luogo santo, ho pensato che fosse il posto più adatto pure per voi. Requiescat in pace. Amen. Amen. E allora?
Rosario Insulia. Hai voluto fare di testa tua e hai raccolto il cadavere di un altro amico. Ti avevo avvertito di non fidarti di nessuno. Cos'è? Non lo sai forse che tutti gli ordini partono da lui? Sempre e solo dal signor Vizzoni? Che cosa ti trattiene? Per lui sei carne da macello. Mi sembra che dimostrazioni ne hai avute. Si è servito di te come ha voluto. E voi? Cosa state cercando di fare? Io cerco solo di aiutarti. Ti chiedo per il tuo bene di collaborare con la giustizia. Finora hai servito l'onorata società, ma dimmi con quale ricompensa? Io non servo nessuno. Già, tu sei un uomo d'onore. Sei uno di loro, hai vissuto con loro. Sai tante di quelle cose che potresti regalare a tutti 200 anni di galera. Non insistete, commissario. Io non so niente. Niente. Tu non sai niente, come gli altri, come tutti. Ecco qui in tribunale, guarda, stamattina 20 testimoni e nessuno sa niente. Visita importante oggi. Che vuoi? È arrivato il momento di parlare chiaro. La disgrazia di Antonio è dispiaciuta a tutti. E quella voi me la chiamate una disgrazia? Sì, la stessa che colpì il povero Vincenzo stamattina al Camposanto. Ma a tutto si può rimediare. Non c'è niente da rimediare. Perché vi scaldate, Rosario? Perché? Per 8 anni di galera. Per la morte di Pasquale, di Antonio. Per l'azienda in rovina. E se non arrivavo in tempo tutto vi sareste preso. Tu e gli amici. L'appartamento e i camion. Pronto? Pronto, sono Rossana. Ah, che vuoi? Sei arrabbiato? Arrabbiato? Schifato sono. Puoi venire da me. C'è una persona che ti vuole parlare. D'accordo. Ci vediamo più tardi. Carmelo Rizzo sono. Stamattina Vincenzo non pagò solo la morte di Antonio, ma anche un debito a me. Avevano 2 camion per i trasporti, lui e suo fratello. Ma ci hanno bruciato tutto. E ora suo fratello sta al Camposanto. Proprio una bella tomba. L'ha costruita Vizzoni per regalo. Ma questi sono regali che voglio contraccambiare. E che vuoi? Te. Voglio te come socio. Tu non mi conosci. Non sai niente di me. Io ti conosco bene, invece. Aspettavo che tornassi per farti questa proposta. Che ne pensi? No. Ho capito. Vuoi lavorare da solo, eh? Né da solo e nemmeno in compagnia. Io faccio l'autotrasportatore, come ho fatto sempre. Eppure i miei nemici sono anche i tuoi. Io non ho nemici. Ah, no? Allora sentiamo. Chi te ci mandò in galera? Credo che non abbiamo più niente da dirci. Aspetta, Rosario. Dacci retta, che forse è l'unico che ti può aiutare. No. Io mi credevo che tu fossi un uomo d'onore. Non è uomo chi non vendica il torto fatto alle persone care. Che vuoi dire? Niente. Non voglio dire niente. Credevo che in prigione ti fosse arrivata una voce riguardo alla morte di tua moglie. Che c'entra ora mia moglie? Dimmi! Che c'entra lei? Rispondi! Mia moglie è morta in un incidente. Ammazzata daranno. E ti darò prova.
È morta qui mia moglie? Sì, Com'è successo? te l'ho scritto. Non me lo ricordo. Com'è successo? Lei stava salendo. Il camion veniva giù dal paese. Forse. Si ruppero i freni in curva, sbandò e le andò addosso. Almeno così dicono. Una disgrazia fu. Ma la cosa grave è che dopo l'incidente il camion scappò. Così dicono. E tu che ne pensi? Io soltanto all'ospedale la vidi. Era già morta. E nessuno era presente quando successe la disgrazia. Sì, un pastore. Come si chiama? Non abita più in paese. Si è trasferito. E dove? Non lo so, Rosario, non lo so. E quelli? Andiamo a domandarli se erano presenti. È impossibile che non abbiano visto niente. Un momento, aspettate, devo parlarvi. Salutiamo. La benedica. 6 anni fa, in quella strada, un camion ammazzò una donna. Ve lo ricordate? Si chiamava Anna Insulia. Era mia moglie. Niente sapendo. Certo, voi non sapete niente. Non sapete mai niente. Neanche se ammazzassero uno di voi altri. Neanche se la disgrazia avvenisse qua, davanti ai vostri occhi. Sappiamo solo che qua la terra è dura e il lavoro è poco. È inutile, Rosario, anche tu lo sai. Sì, è inutile. Ma ora so che cosa devo fare. Questa è la mucchiata, una gran trovata, che fa girare la testa, prova a guardare, prova me, continuo a andare, questa è la mucchiata, che fa. Non è possibile ballare, ci fuggi, leggersi anche le parole, la mucchia, ci manderemo, così, approviamo. Questa è la mucchiata, una gran trovata, che fa girare la testa, prova a ballare insieme con me. Concertina! Non lavori stasera? Come? Ma cosa dici? Allora vieni fuori, andiamo. Pronta sono, sempre in servizio. Cammina, vieni. Questa è la mucchiata. Grazie. Beh, perché non mi hai detto che eravate in 3? Perché non sei contenta? Stanotte farai affari d'oro. Me ne frego, io sto bene come sto. Certe combinazioni non mi piacciono mica a me. Maria Vergine, ma cosa c'ha quello lì da fissare? Boh. Si vede che gli piaci. Ti piaccio? Ma come? Sulla spiaggia? Mi volete far venire i reumatismi? Ah, bene. Ma almeno ce l'avete una coperta? Tu resta qui. Ma non siamo troppo vicini all'acqua, eh? Ehi! E allora?
Senti, bionda, ricordati che quando Carmelo Rizzo vuole una femmina, fa un fischio e 10 ne corrono, hai capito? Alzati! E alzati! Ora, se non mi rispondi come si deve, t'affogo. Risparmia il fiato e dimmi quello che voglio sapere. Guarda che non sto scherzando. Io non capisco. Che volete da me? T'affogo! Hai mai sentito parlare di una certa Anna Inzulia? No, mai. Ma... Eppure... il tuo amico la conosceva. Ma di chi parli? Sai benissimo di che sto parlando. Di Francesco Maccaloso sto parlando. No! Di Francesco Maccaloso sto parlando. Ma chi è Maccaloso? Io non lo conosco. Parla o t'ammazzo. Sì. Grazie. Sì, lo conoscevo. Voglio sapere dove. Che non lo vedo. Voglio sapere. Lo guidava lui il camion che uccise Anna Inzulia. Rispondi. O lui ad ammazzare? Sì. Una disgrazia. Già. Fu una disgrazia. E chi lo mandava? Non lo so. Chi? Vuoi che uccidano anche me? Il nome? No! T'ammazzo! Capito? Pizzoni! Almeno così mi disse Francesco! E perché l'ha ammazzato? Parla! Va bene, parlo! Lei voleva denunciarlo perché gli aveva mandato in galera il marito! Hai sentito? Dov'è ora Francesco? Dov'è? Dov'è ora Francesco? Non so! Basta! Ti prego, non ce la faccio più! Dove? Al continente! L'ultima lettera che ho ricevuto scrisse da Pieve vicino a Sabaudia! E che cosa voleva? Voleva che lo raggiungessi, ma io non sono mica matta. Tanto quello campa poco. Aspettatemi! No! Non mi lasciate sola! No, io non ho fatto niente, ve lo giuro, non ho detto niente! Buongiorno. Scusi, Buongiorno. sto cercando il mio paesano, Francesco Maccaloso. Mi hanno detto che abita da queste parti. Maccaluso, sì. Vada avanti un paio di chilometri, troverà un cascinale sulla destra. Abita là.
Salutiamo, Francesco. Non mi aspettavi, eh? Rosario. Come vedi, il mondo è piccolo. Che vuoi da me, eh? Non lo sai. Eppure la tua faccia dice esattamente il contrario. E come hai fatto? Come hai fatto a trovarmi? Diciamo che fu un cane da caccia a portarmi qua. Quella bottana di Concettina fu, è vero, eh? Concettina non la conosco. Allora che vuoi da me? Lo sai. Fu una disgrazia. Io ti posso spiegare. Avanti. Io stavo tornando dalla cava con un carico di pietre. In una curva mi si ruppero i freni. Disgrazia fu, Rosario. Non mi accorsi nemmeno di aver investito una donna. Ora ti do un po' di vino. È vino buono, eh? Perché non ti siedi? Se non mi dici la verità, ti faccio fare la fine di quella bottiglia. La verità. I nomi. I nomi. I nomi. I nomi. Vizzoni. Preparati a partire subito con me. E per dove? Per Palermo. A fare cosa? A spiegare tutto al giudice. Vizzoni è in gabbia e gli stanno facendo il processo. Ma che dici? A Palermo? Oh, hai capito benissimo. Cammina. A Palermo? A Palermo mi vuoi portare? Ma come? È una pazzia. Cammina. Cammina. Rosario, aspetta. Io a Palermo non ci vengo. Capito? Non ci vengo. E io ti dico che tu a Palermo ci vieni. A costo di legarti sul cofano della mia macchina, ci vieni a Palermo. Ha ragione. Una volta laggiù ci ammazzeranno tutti e due, come due cani. Ammazzeranno a te, vigliacco. Io di quelli non ho mai avuto paura. Le Vezzoni, forse. Ma di tutti gli altri? Gli altri? Di quelli ne faccio un fascio e ci do fuoco con le mie mani. E glielo presti? Di chi? Glielo presta, hai capito benissimo. È lui che dà ordine a Vezzoni e a tutti quanti gli altri. Ma che dici? Hai capito. È a lui che devi la galera. È a lui che devi se t'hanno ammazzato la moglie. E tu, come le fai a sapere ste cose? Una volta sente cose che non dovrebbe sentire. Per questo sono finito qui. Vieni a Palermo con me. No. Cammina! Detto di no. E lasciami.
Sei tu. Qua nessuno entra senza bussare. Ma come? Avevo fretta di ringraziarvi. Ringraziarmi per che cosa? Per tutto quello che avete fatto per me. Ma nel bisogno dobbiamo tutti darci una mano. So che le cose ti vanno meglio ora, eh? Sì, non c'è male. Se non fosse per certi ricordi che non mi danno pace. Se ti fermi al passato, soffri 2 volte. È proprio di questo che vi volevo parlare. Voi mi avete sempre consigliato come un padre, non è vero? Un buon consiglio non si nega a nessuno. Allora ditemi, come posso fare a dimenticare che delle mie disgrazie, la galera, la morte di mia moglie, esiste un responsabile, eh? Ma è difficile stabilire delle responsabilità. Proprio così. Io credevo che la colpa di tutto fosse di Don Vezzoni. E invece vengo a sapere che ce n'è uno più in alto, che dà ordini. Uno stimato, insospettato, un vero galantuomo, come lo credono a Palermo e fuori. Voi non ne sapete niente. Perché lo chiedi a me? Voi siete importanti. Conoscete tutti. Tu stai dicendo delle cose molto gravi. Chi te le ha raccontate? Poveraccio, una brutta fine fece. Mio caro Rosario, tu da me volevi un consiglio. Un consiglio da padre, come dici tu, e io te lo do. Lascia stare le cose come stanno, che forse ti conviene. Mi hai capito? Ma il male fatto resta. E tu dimenticalo. Sei ancora in tempo. E ricordati che un vero uomo si fa i fatti suoi, chiaro? E io proprio dei fatti miei sto parlando. Guarda che in ogni caso non potresti far niente. Non hai prove. Signor Lopresti, le prove servono ai magistrati. A me basta solo sapere. Stai calmo e fai quello che ti dico. Che cosa volete? Sta zitto e mette in moto. Fai finta di niente. Avanti. Svelto per la strada dei Landini. Fai presto. Muoviti. Gesto, ti scarrico la pistola nella pancia. Vai ora. E vai.
cammina. Voi. Scrivi. Scrivi a tuo padre. Non ti sei imparato a scrivere all'università? Mio caro padre, la mia vita dipende da come andrà a finire l'affare. Oh, Rosario, sei qua finalmente. Ehi, ma che fai? Mi abbracci come se fosse l'ultima volta. Sta zitto. Non dire niente. Vieni. Lo presti in trappola e non ne esce. Credi a me. Ma cos'hai? Paura forse? Io cerco di non pensarci, ma è più forte di me. E ogni ora, ogni minuto è sempre peggio. Quando non ti vedo, quando non sei vicino a me, io ho sempre paura. Andiamo via. E dove? Fra gente che non sappia chi siamo, dove nessuno ci possa giovare. E credi sia facile? Dovremmo andare troppo lontano. Io voglio stare sempre con te, Rosario. E vorrei che tutti i giorni fossero così. Io e te, insieme, sempre. Il commendatore lo presti. Si accomodi. Dovevo immaginarlo. Chi accarezza il serpente si espone ai suoi morsi. Per certe carezze il morso è troppo debole. Vostro figlio sta bene. Per ora. Lo spero per te. Quanto? Quanto cosa? Avanti, io non perdo tempo con gente come te. Il prezzo. No, non ci siamo. Non sono i soldi che mi interessano. E che cosa vuoi? Voi, la vostra posizione, la vostra rispettabilità, il vostro onore. Non me lasci molto. Solamente la vita di vostro figlio. Rosario Insolia. Sei impazzito? Può darsi. Ma la pazzia di uno che ha sopportato per tanto tempo è pericolosa. Parla chiaro, dove vuoi arrivare? A vedervi in gabbia, vicino a Vezzoni, il vostro fedele luogotenente. Io con Vezzoni. E che c'entro? Lo presti attento. Sono io che non perdo tempo appresso a gente come voi. La gente più spregevole. Quella che riesce a colpire standosene al sicuro. Basta! Finiamola con sta commedia. Certo. Finiamola. Preparatevi una confessione scritta e fermata di vostro pugno. Sui fatti che mi mandarono in galera. Sull'assassinio di mia moglie, di Pasquale, di Antonio. Voglio nomi, le date e tutti i particolari. Questa è l'unica condizione per riavere vostro figlio vivo. Non so di che cosa parli. Certo, per voi è comodo non sapere. C'è modo di sistemare anche quelle come te. Come no? Telefonando alla polizia. Ma non potete. E non potete nemmeno sistemarmi a modo vostro. Per l'ultima volta. Rientra in te. Vuoi i soldi? Te li do. Ma se torci un capello a mio figlio... Basta così.
Capisco che vi ci voglia tempo per ingoiare il rospo. E io ve lo concedo. Ma non troppo. Ah, dimenticavo. Io so di chiedervi cose che finirebbero per mettere nei guai tutti i vostri amici. Ma voglio che a tradire siate proprio voi, uomo d'onore. Un'altra cosa. Vi avverto che se tentate di giocarmi qualche brutto scherzo, allora dovete stare attenti tutti. Perché Rosario Inzulia da vivo non parla, ma da morto sì. Tutto scritto lasciai. Vista la vostra posizione, voi dovreste saperlo. Conosco troppe cose, tante da far saltare mezzo mondo. La colpa è nostra. Da Palermo a New York, a Chicago e ovunque, tutti i canali di contatto con gli amici sono stati attraversati da Rosario Inzulia. Beh, ma fu scelto di comune accordo. Era l'unico in grado di svolgere quei compiti. Non sempre i giovani di talento, però, sanno stare al loro posto. Spesso hanno troppa fretta di arrivare. E ora siamo a questo punto. Ciò che ha scritto in quel suo memoriale può essere un grave colpo. I rapporti con lui andavano chiusi in America. Sì, ma adesso vari motivi ci consigliano prudenza. C'è troppa attenzione intorno a quell'uomo. E in certi casi siamo tutti vulnerabili, noi e gli assenti. Un atto di forza comprometterebbe seriamente il processo Vizzoni. Per questo il Rosario è ancora vivo. Non dimentichiamoci del giovane Lopresti. Siamo tutti d'accordo che bisogna agire con prudenza. Noi dobbiamo innanzitutto trovare qual è il punto debole e poi... Ricordatevi che prima di essere pace, noi siamo uomini d'onore. Buongiorno signora, in che Buongiorno. cosa vi posso favorire? Scusate, questa mattina ho ricevuto una vostra telefonata, se non sbaglio. Voi siete la signora Shortina? Sì. Un momento, ho qualcosa per voi. Ecco. Un regalo. Non capisco. È suo, prendete. È vostro. Io non posso, senza sapere... Eppure è stata acquistata per voi. Da chi? Forse da un ammiratore. Prego. Grazie, buongiorno. Ah, dimenticavo. C'è un biglietto. Ecco. Un ammiratore. Un ammiratore. In cambio di un'informazione sul giovane che sapete. Non hanno perso tempo. E il metodo è sempre lo stesso. Tutto ha un prezzo. Ma questa volta hanno sbagliato. Quello che voglio io non lo possono comprare. Ma tu che cosa vuoi? Che cosa cerchi? Loro lo sanno. Rosario, ma lo capisci che puoi avere tutti i soldi che vuoi? Che aspetti a prenderli e a fuggire? Andiamocene via da Palermo. Via. Lontano. No. Non ti spingere troppo avanti. Fermati al momento giusto. Riportala oggi stesso e dici che qua nessuno è in vendita. Va bene. Farò come vuoi tu. Ma sta attento che qualcuno non finisca per accettare quello che tu rifiuti. Quanti anni hai? 20.
Hai paura? Hai mai lavorato tu? Vado all'università. Vado all'università. Torozzo, l'hai sentito il signorino? Io gli domando se lavora e lui mi risponde, Polito, vado all'università. Quello è il lavoro per lui, Torozzo. Che te pensavi? A lui i calli non gli crescono sulle mani, gli si formano sul cervello, gli si formano. Dico bene? Spoglialo. Ehi, dottore, vieni qua, scienziato dei miei stivali. Sta fermo. Fammi un po' vedere come sta la camicia di uno ricco addosso a uno povero come a me. Certo che di roba ce n'ha il signorino, con tutti i soldi che guadagna suo padre. Ma prova a domandare come le fece quei soldi tuo padre. Te impari più che all'università. Sì, lo sappiamo. A Palermo lui è considerato un galantuomo, una persona per bene. E purtroppo per noi disgraziati il mondo è pieno di gente come tuo padre. Non ti permettere di nominarlo. È facile per tuo padre, con quel porco dei pezzoni che gli levava dai piedi tutte quelle che gli davano fastidio. Non è vero. E lui, tuo padre, ne usciva sempre con le mani pulite. Ma basta un gesto di quelle mani, uno solo, per mandare un uomo al Camposanto. Non è vero. Non è vero. Minchia, non è vero? Allora offesa ci arrecai al signorino? Tieni. Prendila. Spara. Tuo padre non ti ha ancora imparato a sparare a tradimento? Lascialo! E lascialo! Allora tu non sei come tuo padre. Tu sangue nelle vene ce n'hai! Fammene vedere. Fammene vedere un pochettino di sangue. Ora basta. Non mi piacciono queste storie. Capito, Carmelo? Sei arrivato giusto in tempo. Stavo per rovinare della merce preziosa. Vieni fuori. Lasciaci soli. Quella merce, come la chiami tu, ti avevo detto di trattarla bene. Finché vive, il patto è rispettato. E poi non sono fesso io. Quello a noi ci deve fruttare. Solo quando verrà il momento. Guarda che gli amici si sono già fatti vivi. Pure con te. E che significa pure con me? Niente, non ci badare. Chi è che si è fatto vivo? Da Palermo una voce mi giunse. 300 milioni. E tu? Ho detto di no. Il doppio ne voglio. Così hai messo un prezzo alla tua vendetta. Beh, e perché no? Voglio vendicarmi e guadagnarci sopra. E che stiamo aspettando? Senti, Carmelo, quello che pensi tu è meglio che te lo dimentichi. Sono io che ho cominciato. E io finisco. E poi tu fatti ammazzare come ti pare.
Fermo! Chi sei? Nel realizzare certi affari, spesso ci facciamo prendere la mano. Di quali affari parli? Lo sai, del tuo gioco, amico. Non l'ho cominciato io. Eppure fosti tu a non rispettare le regole 8 anni fa. Perciò pagaste. Perché vuoi commettere un altro errore? Ora viene al dunque. Non hai altra via d'uscita. Oltre questa. Queste? Con queste. Bastano per un lungo viaggio in buona compagnia. Non è stato facile ottenerle. E c'è chi ha pensato anche alla tua compagna. Autentici non potreste averle, ma come se le fossero. Sta tranquillo. Senti il mio consiglio. Libera il ragazzo. E vattene, tanto tu ormai qui sei un uomo finito. Fuori. Non essere stupido. Cogli al volo le occasioni che ti si presentano. Questa è l'ultima che ti viene offerta. Fuori! Controllare alcune misure, ma è cosa da poco. E per i solai? Mi scusi un momento. Prego. Io non capisco che gioco fate. È proprio vostro figlio quello che ho preso. Come sta? Strano che vi interessi. Che vuoi dire? Che se vi stesse a cuore veramente, non avreste tentato di spaventarmi stanotte. Stanotte? Stanotte. Ma l'autista del camion non è stato bravo come Francesco Maccaluso. Dovevate sceglierlo più in gamba. Commendator Lopresti, vi ho avvertito. Anche se mi fate ammazzare, ho già scritto abbastanza per mandarvi in galera tutti quanti. Io posso assicurarti che non c'entro in questa faccenda. Voi c'entrate sempre in tutto. E adesso non voglio più aspettare. Io voglio solo mio figlio. Chiedi ciò che vuoi. Ve l'ho detto. E ve lo ripeterò per l'ultima volta. Voglio la vostra confessione. Se ti fermassi una confessione, stai pur sicuro che non camperesti un solo minuto. E allora vostro figlio non vivrà oltre le 11 di stanotte. Per quell'ora vi aspetto al bivio di Bartanna. Da solo. Rosario. Il commissario ti sta aspettando. Tu vedila e non ti preoccupare. A che debba questo onore? Rosario Inzulia, questo è l'ultimo tentativo per farti ragionare. Il processo Vizzoni sta per finire in un nulla di fatto. Vi posso offrire qualche cosa? No, grazie. Anni di ricerche, di fatiche per metterli dentro.
E adesso i pazzi siamo noi. Sono tutti innocenti. Non ci sono prove né testimoni. E questo grazie a te e a tutti quelli come te. A volte le apparenze ingannano. Tra pochi giorni non avrai a che fare con le apparenze. Te li troverai tutti contro. Credete? Sì, purtroppo. E magari è quello che desideri, per farti giustizia a modo tuo e rovinarti per sempre. Invece potresti agire onestamente. Ah, ma io sto perdendo il mio tempo. Che sai del figlio di Lopresti? Nemmeno lo conosco. Ne sei proprio sicuro? In giro si parla di rapimento. Naturalmente non c'è denuncia. E nessuno parla. Altre 2 vittime, lui e quel pover'uomo del padre. Commissario, ognuno ha i suoi guai. Sì, certo. Ma tu e i tuoi, pensaci bene. Sarò in ufficio tutta la notte. Se tu avessi bisogno di me, io posso aiutarti. Tutto è possibile. Certo. Assunta! Devi partire subito, stasera. Dio mio, e per dove? Per Marsala, dai nostri cugini. Sei ancora nei guai. No, te sbagli. Questa volta nei guai ci sta qualcun altro. Andiamo a vedere. La macchina è meglio lasciarla qui. Sta attento al ragazzo. Non lo fare scendere, capito? Rosario. Maledizioni. E adesso che facciamo? Né soldi né prove, niente di niente. Smettila! Adesso devi solo uscirne vivo. Chi ha fatto uccidere Lopresti deve temere. E perché? Ma non capisci che c'è qualcuno più importante di lui? Ma chi? Non mi importa chi sia. Troppo in alto volevi arrivare. Questa volta, grand'uomo, hai giocato troppo grosso. E questo è il risultato. Non è ancora finita. Certo. Un'ultima cosa è rimasta da fare.
E subito. Che vuoi dire? Che il signorino non serve più. Fermati! Fermati! Ammazzo! Vattene! Vattene! Aspettavate mio padre? Perché lo odiate tanto? È un discorso troppo lungo. Lascia perdere. Ma perché? Che cosa vi ha fatto? Troppo. E non solo a me. Quando lo saprai. Non te lo dimenticare. E voi? Credete di essere nel giusto? Non l'ho detto. Anch'io ho sbagliato come lui, come gli altri. Perché ho creduto nella giustizia degli uomini d'onore. Ma mio padre, chi è? Sei arrivato. Senti, torna al bivio di Partanna con la polizia e digli di cercare l'assassino di tuo padre fra i suoi amici. Rossana! 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 Chi è stato? Non lo so, non le avevo mai viste prima. Cercavano una lettera, ma io non ne sapevo niente. Vieni, abbiamo poco tempo. No, Ma che ti piglia? vattene, prima che sia troppo tardi. È finita, Rosario, è finita. Smettila, calmati, non fare così. Riusciremo a fuggire. No, no, è troppo tardi. Ti uccideranno. Eppure me uccideranno, ho paura. Finisci di piangere, basta. Lasciami andare. Sta tranquilla, non ci piglieranno. Ma dobbiamo restare insieme, lo capisci? Lasciami, lasciami. Ma che ci resta da fare? Che speranze abbiamo? Fuggire, nasconderci sempre. Io non ne posso più, non ne ho la forza. La forza, eh? Una puttana, ecco quello che sei. Sì, sono una puttana, perché ho paura. E ho paura perché sono un essere umano e non sono come quelli della tua razza. Per voi la vita vale meno che niente. Non parlavi così qualche giorno fa. Non vuoi venire? E allora resta. Resta a farti ammazzare. Rosario! Aspetta!
commissario Modica, è urgente. Commissario, sono Rosario Inzulia. Io volevo andarmene e lasciarvi tutto scritto, ma forse è meglio che venga io da voi. Dove sei? Nel mio ufficio. Pronto? 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 Presto, l'autorimessa di Inzulia.
remessa. Guardate dappertutto. Presto. Si è deciso troppo tardi, ma non è ancora finita.